salve a tutti, benvenuti a questa nuova live di Reni J. Non date retta alla descrizione che la andrò a cambiare, attualmente è sbagliata la descrizione della live, la cambierò poi in fase di post produzione. Durante questa live faremo l'unboxing e l'unboosting di alcuni vinili, ok? Allora, vedo che l'audio arriva correttamente, tanto c'ho anche qui la spia, così vediamo se ci sono poi problemi di audio o di video. E direi che possiamo già cominciare. Allora, la prima cosa che volevo aprire era questa bustina azzurra che vedete qui sono ancora tutto attrezzato per ricominciare, penso martedì prossimo, quindi dal 16 di agosto a fare il tear down ed il test di vecchi PC, quindi non mancate ai prossimi episodi di tear down e test di vecchi PC, perché ne ho ancora tanti da smontare o da testare insieme a voi e da vedere come sono composti o come erano composti tanti anni fa i PC, ok? Quindi restate con me, restate sui canali sia Twitch, Facebook e YouTube, iscrivetevi al canale YouTube e attivate la campanella. Volevo cogliere l'occasione per dirvi che ultimamente ho aperto anche un canale TikTok, si chiama Reni_J con la chiocciolina davanti, e lì sto pubblicando parecchi 45 giri di sigle TV, ok? Le ho pubblicate anche qui su YouTube, li trovate negli short di YouTube perché sono pezzettini di 45 giri da un minuto massimo, quindi li potete andare a vedere anche tranquillamente sul mio canale YouTube, su questo canale dove mi state vedendo adesso su YouTube. Cercate in mezzo ai miei video e vedrete che negli short ci sono tante sigle. Guardate, io mi sono fatto una lista mia, non si leggerà mai, ma siamo arrivati stamattina a 68 sigle con Io sono Michael, l'ultima sigla che ho pubblicato. Comunque vedete c'è Daidan 3, Magica Emi, Olli e Benji, Marco Polo, Puffa di qua, Puffa di là, Pollon, insomma c'è per tutti i gusti, c'è Uforobò, c'è Goldrake, c'è il Grande Mazinga. Questi sono tutti i 45 giri che io ho. Non solo, ma poi arrivato a 1000 follower su TikTok sarà mia cura fare una live tutta in vinile e tutta di sigle TV, ok? Detto questo, cominciamo a parlare del primo unboosting che dobbiamo fare. La bustina è questa. Cosa c'è da dire di questa bustina? Allora, io ho fatto, diciamo, le vacanze con la famiglia, come sempre, a Francavilla al mare. Ok? È un posto bellissimo, vicino Pescara. Siamo andati a Pescara. A Pescara c'è ancora un bellissimo negozio di dischi che si chiama Picture Disc, vende anche su Discogs, il nome del negozio è Picture.disc con la C finale, Picture Disc, che ha ancora migliaia di vinili. Io c'ero stato anche l'anno scorso. Ciao Vincenzo, benvenuto alla mia live, mi fa piacere vederti qui, ok? Salutiamo anche il nostro caro amico Vincenzo. Stavo dicendo che c'è ancora un negozio fisico, quindi non solo virtuale, non solo Discogs, ma anche proprio un vero negozio dove potete andare a scegliere i vostri vinili, c'ha sia il nuovo che l'usato, parecchi vinili usati a prezzi anche molto vantaggiosi ed in condizioni, devo dire, davvero impeccabili. Quindi vi consiglio, se capitate da Pescara, cercate questo negozio che si chiama Picture.disc. Ok, andiamo a vedere che cosa mi sono comprato. Ovviamente questi, vedete, non possono essere 33 giri, quindi andiamo ad aprire. Eccoci qua, e sono dei 45 giri. E mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima. Sto pubblicando su TikTok,
su Instagram, su Facebook e su YouTube dei brevi video da 1 minuto dove faccio ascoltare, diciamo, le intro di alcuni 45 giri. Io ce n'ho migliaia anche di 45 giri, però mi faceva piacere fare questi short che adesso vanno per la maggiore, questi filmati molto brevi, sono tutti da 1 minuto, forse possono durare 59 secondi o 1 minuto e 1 secondo, ma normalmente la durata media è 1 minuto. Sono tutti brevi filmati short in cui faccio vedere la copertina con poi il disco che gira sul mio 1210 M5G e quindi si può sentire il primo minuto di ogni singolo 45 giri, ok? E quindi in vista diciamo di questa cosa che mi piace, che sto portando avanti, ho voluto acquistare qualche altro 45 giri. Allora vediamo insieme quali sono quelli che ho acquistato. Questa l'avrete riconosciuta tutti, lei è Patsy Kensit, fu portata anche in Italia dal nostro grande Eros Ramazzotti. Vedete, questa è When the Phone Stops Ringing di Hate Wonder, la cui cantante all'epoca era Patsy Kensit di Hate Wonder. Al lato B c'è Let Me In, questo è per farvi vedere il lato B del 45 giri. Ok, La luce buona delle stelle è il brano che Patsy Kensit ha cantato insieme al nostro italianissimo Eros Ramazzotti. Ok, un altro vinile che mi mancava e che ho voluto acquistare è Paul Young. Eccoci qua, guardate che bella questa copertina. Paul Young, Every Time You Go Away. Eccoci qua, Paul Young, guardate come erano curate le copertine, bellissime, bellissima la copertina. Questo sempre su dischi CBS. Andiamo a vedere pure il disco dentro, vi faccio vedere anche il disco dentro. Vedete, 45 giri, questi non sono le versioni per jukebox, ma sono quelle retail per il pubblico normale. Ok? Patito di sigle, non potevo acquistare almeno una sigla. Guardate un po', i Gatti di Vicolo Miracoli con il loro brano più di successo che è Capitan, la sigla di Domenica In, la sigla di Domenica In che andava in onda sulle reti Rai. Ok, bellissimo anche questo 45 giri. Capitan, ovviamente c'era Umberto Smaila, c'era il nostro Jerry Calà, insomma i Gatti di Vicolo Miracoli. Ok, andando avanti c'è un'altra sigla che mi mancava, anche se già l'avevo su Bimbo Mix. Su Bimbo Mix c'era questo brano, Rockefeller di Luis Moreno. Rockefeller, questa fu la sigla di Fantastico 5, no, la sigla, diciamo, venne riproposta più e più volte in più episodi sia di Fantastico 5 che di Domenica In. Noi sappiamo che all'epoca le trasmissioni erano un po' interfacciate e Luis Moreno con il pupazzo Rockefeller, presenziava un po' di qua un po' di là, anche a Telemike da Mike Bongiorno, se ben ce lo ricordiamo, però diciamo era ospite fisso con il corvo Rockefeller, principalmente Domenica In e Fantastico 5. Quindi questo anche era una sigla, chiamiamola così, che mi mancava e quindi ho voluto acquistare questo 45 giri Rockefeller di Luis Moreno, bellissimo anche questo. Andiamo avanti, un altro brano molto molto famoso che mi mancava è In the Navy dei Village People. Ok, In the Navy. Comunque le copertine sono molto molto belle, devo dire la verità. All'epoca venivano fatte molto bene.
e guardate come ricorda gli anni 70 questo vinile, è incredibile come si fa un salto indietro nel tempo solamente avendo un vinile in mano, un piccolo 45 giri. Ecco, il prossimo è un brano conosciutissimo ed eccolo qui, Kim Wilde, Hey Mr. Heartache. Hey Mr. Questo è bellissimo, è un brano. Al lato B c'è Tell Me Where You Are, un bellissimo brano sempre di Kim Wilde. Io questo anche ce l'avevo, ce l'ho sul mix grande, però ho voluto prendere anche il 45 giri, sempre in vista di poi pubblicare, quando ho finito con le sigle TV, continuerò a pubblicare 45 giri perché un minuto preso da un 45 giri, diciamo, prende un bel pezzo di circa un terzo di canzone, mentre se cominciamo a metterci i mix c'erano anche l'extended version sui mix che duravano 5, 6, 7 minuti, cominci a prendere un pezzo troppo piccolo di canzone, mentre invece facendo uno short di un minuto di un 45 giri dove il brano dura, c'erano tutte radio edit qui dentro, durava circa 3 minuti e mezzo, si riesce a prendere un bel pezzo di brano, diciamo un terzo di brano. Ho anche quest'altro bellissimo, conosciutissimo, Visage, Fade to Grey, il Fade to Grey. Vedete, questa era la copertina originale del 45 giri originale Fade to Grey dei Visage, ok? Visage, Fade to Grey, e questo è un brano bellissimo, etichetta Polydor, ok? Oh, non meno importante è Yazoo con Only You, Situation al lato B, Yazoo, vedete il disco, faccio vedere anche il simbolo dell'etichetta discografica. Questo era Mute Records, lo vedete anche qui, Mute Records, e questa è Only You, bellissimo brano anche questa. Oh, non da meno è Get Up a Go Go, eccoci qua, Get Up a Go Go, bellissimo questo brano. Aspettate, sì, guardate i dischi della CBS, questi erano tutti sfumati dall'arancione al giallo, bellissimi questi dischi, poi stanno in condizioni perfette come vi ho detto. Picture.disc, lo cercate su Discogs, comprate tranquillamente perché i dischi sono in condizioni molto buone. Allora, poi non poteva mancare, io di questo ho, vabbè, W, ho 2 o 3 copie del vinile, Please Don't Go, la versione originale di Casey and the Sunshine Band. Questo è un disco che non si può non avere. Io non mi ricordo a memoria d'uomo, diciamo che come versione originale lo suonai pochissimo, perché poi arrivò W che spopolò con Please Don't Go, e quindi magari questo venne messo un po' più da parte. Mi pare di avere il mix di questo. Di sicuro non ho il 45 giri, che quindi lo metterò tra i 45 giri che pubblicherò su TikTok e poi a cascata su Instagram, Facebook e YouTube, negli short sempre, ok? Nelle storie brevi. Questo è il 45 giri originale di Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, ok? Oh, il prossimo è un disco che volevo tanto, feci un acquisto mi pare nel 2017, però non mi arrivò, diciamo, questo brano,
ma un altro la cui copertina era identica, solo che era sul verde invece che essere sul blu, come questa, e quindi era un altro brano, però a me faceva piacere avere questo. Double, The Captain of Her Heart. E questo è bellissimo, questo brano dei Double, The Captain of Her Heart. Bellissimo, ovviamente come vedete questo 45 giri da sul blu, quell'altro mi sembra che dava sul verde, vedete era un verde pastello, e la scritta era uguale, ci stavano sempre loro messi così, solo che dava sul verde la copertina ed era un altro brano completamente, non era questo, non mi ricordo che brano era ragazzi, purtroppo la mente se ne va, quindi comunque era un altro brano sempre preso dall'album Blue, From the Album Blue, era un altro brano, quindi aveva quindi la stessa grafica, lo stesso design, solo che era un altro brano. Ok, e quindi adesso anche io ho The Captain of Her Heart su vinile, e questo invece è un brano che diciamo vi presento. Allora, questo brano è uscito su 2 colonne sonore di 2 film consecutivi. Allora, del secondo film io ho l'audiocassetta, il CD originale, CD audio originale, e 3 copie del vinile, di cui una in picture disc. Ok? È una colonna sonora che spesso chiedo anche ai dispositivi home di riprodurre, perché poi avendola acquistata diciamo su vinile direttamente da Amazon, quindi ho diritto anche alla versione digitale compresa nell'abbonamento, quindi diciamo che la posso ascoltare anche da tutti i dispositivi multimediali di casa. Sto parlando di un 45 giri, anche questo ha fatto la storia, Survivor con Eye of the Tiger, la colonna sonora prima di Rocky 3 e poi di Rocky 4. Ok? Quindi colonna sonora di 2 film consecutivi, Rocky 3 e Rocky 4. Questo brano lo troviamo in quella che io definisco la più bella colonna sonora, perché ce ne stanno tantissime bellissime di colonne sonore. C'è la colonna sonora di Ritorno al futuro, di Karate Kid, c'è la colonna sonora di La febbre del sabato sera, Flashdance, ce ne stanno tantissime, ma una colonna sonora che è completamente tutti i brani che ci sono dentro. C'è La storia infinita, pure bellissimo, però quella in cui tutti i brani che ci stanno dentro sono tutti quanti belli è proprio quella di Rocky 4. Sono tutti bellissimi i brani di Rocky 4, io molto spesso la riascolto molto volentieri, perché la colonna sonora di Rocky 4 è qualcosa di spettacolare, va ascoltata, riascoltata. Io magari avrò visto decine di volte il film, però ho ascoltato centinaia di volte la colonna sonora, prima magari su cassetta, perché poi me la portavo dietro su Walkman eccetera, quindi audiocassetta rigorosamente originale. Poi mi ero fatto anche una copia perché ci avevo aggiunto dei brani, perché l'audiocassetta originale erano scarsi 45 minuti, io la misi su una cassetta da 60 o da 90 non mi ricordo, e quindi ci aggiunsi altri brani sempre molto molto belli, e quindi poi la sentivo da questa compilation, chiamiamola così, fatta da me, a cui alla colonna sonora di Rocky 4 ci aggiunsi altri brani. Poi cominciai ad ascoltare il CD, poi ho cominciato ad ascoltare il vinile. Insomma, questa colonna sonora di Rocky 4 la conosco quasi a memoria. È bellissima anche Living in America di James Brown, contenuta in questa colonna sonora. Allora, quindi abbiamo finito di vedere questi 45 giri. Vi dico che questi io l'ho pagati circa 2 euro l'uno, non di più, perché come sapete io i dischi non li posso pagare e non li voglio pagare più di quello che secondo me valgono, quindi vi dico anche il prezzo, circa 2 euro l'uno. Ecco, vi faccio vedere, qui non c'è il prezzo, ecco, qui c'è il prezzo, vedete? 2 euro, c'è scritto 2 euro, ne prendiamo pure un altro, no, qua c'è il prezzo, sì, eccolo qui, non vi dico bugie, 2 euro, 2 euro, ok? Quindi
questo è quanto vi dovevo dire. Andatevi a sfogliare, diciamo, tutti, se potete, se avete tempo, i vinili, ma c'hanno anche da picture.disc, c'hanno anche migliaia e migliaia di compact disc, ok? Quindi se volete anche la musica in compact disc, lì trovate una marea di compact disc, ok? Allora, adesso è arrivato il momento di andare ad aprire il paccone di Amazon. Vedete il paccone di Amazon? Però prima di aprire questo pacco col baffo che ride, noi andiamo a fare un passo indietro. Io già ho comprato questi due vinili, ok? Questo è Marco Masini, si chiama proprio Marco Masini l'album, e questo è Il cielo della Vergine, sempre di Marco Masini. Diciamo che facendovi vedere questi due album, che sono delle ristampe, io ancora li devo aprire, ma quanto prima li aprirò, sono delle ristampe perché io ho anche gli originali. Mi pare che di questo non avevo l'originale Marco Masini, questo qua, non avevo l'originale, ma di quell'altro sicuramente sì. Poi ho un sacco di mix perché all'epoca, quando Marco Masini uscì con quelle canzoni, Vaffanculo, Bella Stronza, eccetera, sopra Fargetta, Molella, tutti quanti, Datura, ci hanno cominciato poi sulla musica italiana, quindi sugli 883, su Giovanotti, remixavano tutto, pure Lucio Dalla. Io ho tutti questi mix, i mix della musica italiana, non la Italo Disco che è un'altra cosa, proprio della musica italiana, soprattutto anni 90 parliamo, remixavano tutto, c'erano i DJ che remixavano tutto, e quindi ho anche di Masini, ho tanti dischi mix, ok? Quindi remixati. Allora, adesso abbiamo questo scatolone che sicuramente contiene un vinile. Vi ho spoilerato un po' l'autore, secondo me, facendovi vedere quei due vinili, però non sappiamo cosa c'è qui dentro. Allora, andiamo a... no. Vedete, questo scatolone è tutt'altro che semplicissimo da aprire, e io ho il mio fedele coltellino rosso, eccoci qua, coltellino rosso, coltellino rosso. Se non ci sei bisogna inventarti, se ci sei ti ho già inventato, coltellino rosso, che cosa mi fai? Allora, qua dentro, vedete, c'è questo busto, ok? E questa è una confezione. Allora, di solito c'è l'etichetta, eccola qua. Allora, secondo l'etichetta c'è quello che ho ordinato. Allora, questo disco io l'ho preso sempre in preordine. Ciao Mirko, benvenuto! Eh no, sono stato un po' in ferie, poi un po' non mi andava più. Io sono sempre sincero con i miei followers, passatemi il termine, sono molto sincero, e non mi andava più da accendere il computer, ragazzi. Poi sono molto attivo ultimamente su TikTok, dove mi trovate come chiocciola Reni_J. Sono attivo anche su YouTube negli short. Sono attivo su Instagram, sempre negli short, nelle reel, quelle che su Instagram si chiamano le reel, e su Facebook tutti i giorni. Ciao Massimiliano, benvenuto! Sto facendo l'unboxing di un altro vinile che ho acquistato su Amazon. Benvenuto, mi fa molto piacere averti qui Massimiliano, benvenuto. E adesso vi faccio vedere qual è il vinile che diciamo mi sono regalato da Amazon. Ok, ho fatto vedere questi altri due spoilerando un po' il contenuto, ma ho fatto vedere questo e questo, quindi l'autore già ve l'ho spoilerato facendovi vedere questi due vinili. Allora, adesso noi dovremmo procedere all'apertura tramite lo strappo. Procediamo. Allora, diciamo qualcosa di questo vinile prima di aprirlo. Allora, questo disco, a quanto mi sono documentato, però non ci metterei la mano sul fuoco, ma quasi, non è mai uscito in vinile. Questa è una prima stampa, però il disco è degli anni 90, ovviamente,
però all'epoca già i vinili stavano tramontando e quindi diciamo, mi sa forse più 2000 che no, primi 2000, ma adesso andiamo a vedere perché ci sarà sicuramente la data impressa sopra. È un vinile molto 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 bello di quell'autore di Marco Masini che abbiamo visto prima. Io spero che ristampino anche altri che ha fatto Marco Masini, perché a me è sempre piaciuto. Anche lui ha avuto un inizio burrascoso, il grande successo, poi diciamo fu diciamo quasi bandito, fu trattato malissimo, tant'è vero che il grande Adriano Celentano lo invitò ad una sua trasmissione per aiutarlo a rinascere, a fare la rinascita di Marco Masini. Lui così fece, soltanto che diciamo ha avuto degli alti e bassi Marco Masini. Allora, vediamo, questo ho voluto tanto prenderlo, questo ve lo dico, l'ho preso con il preordine, ne sono state stampate solo 500 copie ragazzi, adesso si trova ancora su Amazon, ma l'ultima volta che l'ho visto stava 15 euro di più di quanto l'ho pagato io. Ok? Ah, un'altra cosa che vi dico, io avevo fatto il preordine su Amazon e mi era arrivata la mail che l'oggetto non era più disponibile. Se volevo annullare l'ordine e ordinare qualche altra cosa, io ho detto no, aspetto che torna disponibile, e già in quel frangente era risalito di 15 euro in più. Io ho aspettato praticamente 15 giorni in più per averlo, questo disco, però Amazon me l'ha inviato al prezzo che vi ho detto, a 15 euro in meno, non è che me l'ha fatto pagare di più, proprio perché Amazon è corretta. E adesso dobbiamo andare a vedere se effettivamente qua dentro c'è quello che dico io. E a quanto pare sì. Questo è un limited edition numbered, copia 110 di 500 con la firma di Marco Masini. Quindi questo c'ha la carta autografata. Attenzione, adesso questo disco mi porta a parlare di un'altra cosa. Allora, attualmente, prima il disco veniva stampato, quelle erano le edizioni. Non so se si riescono a leggere le canzoni. Vediamo al lato A. Vabbè, ve le leggo io. Allora, le canzoni sono Scimmie, Falso, Profondo Porpora, Il posto delle fragole e Lungomare. Poi c'è Ali di cera, Togliti la voglia, e poi qua non riesco a guardare perché c'è sta card. Lo dovrei aprire, ma adesso non mi va di aprirlo. Poi sarà fuori gioco. Comunque dopo lo vediamo, lo apriamo virtualmente su internet e lo vediamo questo vinile. Quindi questo è un vinile Scimmie, però volevo vedere bene. 1998, avevo detto bene che era degli anni 90. Questo è stato pubblicato per la prima volta e poi 2022 per la prima volta in vinile. Quindi vi dico che questo Scimmie, album del 1998, è uscito per la prima volta in vinile in tiratura ultra limitata 500 copie. Vedete? Tra l'altro autografata. Allora, i vinili esistono in edizioni, ripassiamo insieme, magari può interessare a qualcuno, le varie versioni in cui può uscire un vinile. Ok? Il vinile può uscire in edizione semplice, poi in edizione limitata, ma non numerata, poi può uscire in edizione limitata numerata, poi può uscire in edizione limitata numerata e autografata, e poi può uscire in edizione autografata semplicemente, quindi non limitata. Allora, e poi può uscire in edizione con card autografata e in edizione limitata con card autografata. Allora, ci sono delle differenze tra tutte queste edizioni di un vinile. Allora, se ha la card limitata, numerata e autografata, come in questo caso, allora sarà la card che identificherà il numero della copia e sulla card stessa verrà apposta
la firma dell'autore, del cantante, insomma. E nel caso in cui il vinile sia in edizione limitata, numerata e autografata, senza parlare di card, allora vuol dire che non ci sarà una card, ma il vinile sarà direttamente firmato e numerato o direttamente sulla copertina, oppure certi mi sono arrivati con l'autografo addirittura sulla plastica esterna del vinile, però con la numerazione scritta diciamo all'interno direttamente sulla copertina. Poi ci sono delle edizioni limitate che c'è scritto solo quante copie ne sono state stampate, ma non il numero della copia. E questo può essere limitante. Poi ci sono invece quelle limitate dove ti dicono edizione limitata, però tu non sai quante copie ne sono state stampate perché non te lo comunicano. Dovresti andare diciamo, sull'archivio generale dei vinili. Di solito c'è, spesso si vede anche nel Record Store Day, ma ce ne stanno tanti di siti che riportano in base a quello che è l'ISDN del disco. Adesso qui sta dietro alla cartolina, vedete c'è un codice seriale. In base a quel codice seriale vi dice quante copie sono state vendute di quel particolare vinile. Ok? Quindi questo era Marco Masini. Adesso voglio andare proprio a vedere, se riesco a farvelo vedere, lo vediamo insieme. Allora, vediamo insieme qua, ok. Adesso se riesco ve lo faccio vedere. Vediamo pure se è ancora disponibile. Adesso vi condivido subito il video, Tra l'altro io, eccolo qua, scimmie. Ah, tra l'altro ecco, è andato più o meno a quello che l'ho pagato io. Tra l'altro, allora, voglio vedere dettagli del prodotto. Allora, al lato B c'è ali di cera. Allora, ali di cera, poi togliti la voglia, il fiore, poi c'è fino a tutta la vita che c'è, e poi c'è fuori gioco. Quindi questo è fino a tutta la vita che c'è. Bene, adesso vi faccio vedere, vi condivido se riesco il video, se riesco, non è detto che riesco, quindi cattura la finestra, ci dovrebbe essere già, cattura la finestra, no, facciamo un cattura la finestra nuovo, qua ci metto CH Rome, secondo solo che qui faccio tutto in live, eccola qui, già ve l'ho fatta vedere, eccolo qui, questo è Scimmie di Marco Masini, è ancora disponibile, disponibilità immediata, costa 22,41 euro, più o meno qualche centesimo in più di quello che l'ho pagato io, però ovviamente qui non so se voi riuscite a vederlo, sì, qui vi fa vedere che poi diciamo i prezzi aumentano, ce n'hanno ancora qualche copia dentro Amazon a 22,41 euro, ma poi ci sono altri rivenditori, come vedete qui a fianco, che arrivano fino a 39 euro. Ok? Però voglio vedere effettivamente questo, disponibilità immediata, sì, venduto e spedito da Amazon, come vedete qui. Ok? Quindi se vi piace questo vinile, guardate la copertina che bella, la copertina è veramente veramente bella, è un vinile che merita secondo me, perché anche questo è un vinile molto molto bello e significativo dell'artista Marco Masini, e quindi secondo me merita l'acquisto. Ok? Quindi allora io ho fatto questa live che sono circa 37 minuti, avevo pensato
una mezz'oretta di dedicare a questa live. Durante questa live abbiamo visto, tra l'altro, ecco, magari, ecco, vi voglio rimettere, se ci riesco voglio andare a vedere se riesco a farvi vedere discogs.com/users yet picture.disc. Dovrebbe essere così, vediamo un po' se lo apre, se no è user picture.disc. Un attimo che lo sta caricando. No, allora è user invece che users, ho sbagliato io. No, allora picture.disc disco gs, tutto live, Vediamo i risultati che mi porta. Profile, picture.disc è questo qua. Quando dovete cercare un venditore su Discogs, mettetelo su Google, mettete il nome del venditore, spazio Discogs, e lui ve lo trova. Solo che io ho 2000 finestre aperte. Ecco, questo dovrebbe essere, vedete? Picture.disc ha 11.223 oggetti in vendita, tra cui anche i CD. Ok? Allora vi do, diciamo, un'indicazione veloce di come utilizzare al meglio Discogs per fare una ricerca. Se siete interessati solo a dischi abbastanza economici, c'è qua diciamo, un range che dice anche meno di 5 euro, e lui ha 3.636 oggetti tra CD e vinili che costano meno di 5 euro. Quindi io direi di attivare immediatamente il filtro direttamente su meno di 5 euro, e così abbiamo già sfoltito da 11.000 oggetti, ce ne abbiamo 3.600. Poi il formato che ci interessa, che è vinile, allora andiamo sul formato e clicchiamo su vinile e scendiamo a 1.800 oggetti. Quindi da 11.000 che ne avevamo all'inizio siamo scesi a poco più di 1.800, quasi 2.000, che costano meno di 5 euro. Poi ci interessano i 7 pollici, gli LP, i single. Allora possiamo fare un ulteriore filtro. Ok? Io direi andiamo per esempio sugli LP, ce ne sono solo 331. Allora andiamo su LP, ed ecco gli LP che costano meno di 5 euro, che sono in formato vinile e come long plane, quindi 33 giri. E qui ci sono appunto tutti questi qui. Ok? Se invece vogliamo togliere un filtro, possiamo levare qui LP e andiamo a mettere, che ne so, i single. Ci sono anche altri formati, vedete? Ci sono gli EP, extended play. Comunque i single sono, diciamo, i dischi tra virgolette, diciamo da 7 pollici, i singoli, così come li vogliamo chiamare. Poi se vogliamo togliere i singoli, andiamo a vedere se hanno mostra di più. Ecco, 12 pollici sono quelli per i DJ, ok? Addirittura c'è a 5 euro Marco Ferratini, Schiavo senza catene. Bambini o UAE, questo io ce l'ho, Vanilla Ice, ce ne stanno tanti, addirittura a 3 euro, vedete, 3,99 euro, 2 euro. Poi bisogna vedere anche lo stato in cui sta il disco, vedete qui, quindi la condizione del supporto è proprio in che condizione sta il vinile fisico, quindi very good plus, e poi c'è la copertina, se è strappata, se è scritta, se è rovinata, eccetera. Anche quello pregiudica il valore di un vinile. Leviamo 12 pollici e mettiamoci, non lo so, addirittura c'è un white label, album, mettiamoci album, eccoli qua, questi sono gli album, vedete? Che ci sono pure a 4,99 euro, c'è un sacco di roba. Insomma, andatevi a sfogliare anche questo negozio, io ve lo consiglio vivamente di sfogliare picture.disc
su Discogs. Vi ho fatto vedere anche come si raggiunge. Scrivete picture.disc spazio disco gs su Google. Il primo risultato che vi dà è proprio il negozio virtuale di... Ah, ciao Massimo, quindi tu hai un solo disco di Marco Masini, vabbè. Io ho preso queste ristampe che non sono male, devo dire la verità. Allora, in chiusura di live, volevo ringraziarvi di avermi visto in live, tutti quelli che si sono collegati, volevo ringraziare tutti quelli che si collegheranno, che magari condivideranno questa live perché lo riterranno opportuno. Invito tutti quanti ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella perché è l'unico modo per sapere quando Renato De Vita in formato Reni J, Reni Retro, Reni Toon, insomma in uno dei formati che caratterizza diciamo il mio io, cioè se parliamo di cartoni animati, se parliamo di retrocomputer, se parliamo di musica e vinili, io ho intenzione di fare anche delle live in cui parleremo parecchio di musica. La musica per me, lo sapete, è vita, la musica mi accompagna da quando ero bambino, piccolo piccolo, e quindi da quando c'erano le audiocassette, diciamo da sempre, in tutti i suoi formati. Non mi nascondo di essere stato uno dei primi a condividere anche sugli RC, sui canali Prometeo, una marea di MP3, quindi sono stato... Vabbè, ho lavorato parecchio con i masterizzatori CD, diciamocela tutta, e ho lavorato parecchio con le audiocassette vuote, TDK, Sony, BASF e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che in infanzia mi sono dato parecchio da fare, mi sono parecchio divertito con le doppie piastre, con tutto quello che la tecnologia dell'epoca mi metteva a disposizione, quindi sono strapieno di cassette come queste scritte interamente a mano da me, vedete, guardate, io questo adesso ho il vinile, ma da qualche parte c'è anche la audiocassetta originale e questa è la copia che io mi portavo in giro con il Walkman per non rovinare l'originale, vedete, per non andare ad intaccare, a rovinare la cassetta originale. Io mi facevo le copie e nelle copie, guardate, proprio mi divertivo tantissimo a scrivere pure bicolore, una canzone di un colore e una canzone di un altro. No, mi divertivo, c'è da dirlo. Allora, siamo alla fine di questa live. Vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it, che è il sito principale. Da quel sito potete raggiungere anche renijstore.it, dedicato completamente alla musica. Troverete giradischi, mixer, casse attive, passive, console per DJ, tutto ciò che vi serve per andare live. Insomma, è un sito molto pieno di materiale dedicato alla musica, alle webcam e a tutto ciò che serve per fare una live sui social network. Da lì potrete andare anche su Legolando, un sito interamente dedicato ai Lego, su starwarsstory.it, vedete scorrono in alto, Legolando sta di qua, eccolo, sta passando adesso, www.legolando.it. Poi c'è starwarsstory.it, che è il sito dedicato interamente al mondo di Star Wars, della galassia lontana lontana. Ci troverete tutti gli oggetti a tema Star Wars, siano essi action figure, Funko Pop, libri, film su DVD, Blu-ray, quello che vi pare, spade laser, lightsaber, quello che volete, action figure, The Black Series, tutto quanto quello che gira in mondo, quello che gira intorno al mondo di Star Wars, alla galassia di Star Wars. Ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Visitate i miei siti e continuate a seguirmi. Iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanella e poi se vi va, se vi è piaciuta questa live, se vi è piaciuto questo video, mettete un bel like, perché i like ci aiutano a crescere e a far conoscere questi video che noi andiamo a fare, noi che pubblichiamo su YouTube.
Grazie ancora, vi lascio con la sigla di coda. Grazie mille, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima live che se non succede niente dovrebbe essere martedì. Vediamo di fare un tear down ed un testing di altri 2 o 3 PC perché devo sbrigarmi, sono andato troppo lungo con questi PC e quindi devo sbaraccare giù di sotto, anche perché mi servirà appena arrivo a 1000 follower su TikTok, devo fare delle live quindi di musica, delle live musicali con i giradischi, con i mixer, con gli equalizzatori e tutta l'attrezzatura musicale che c'è giù, e quindi devo sbaraccare tutti i PC che ho giù alla sala hobby. Quindi ci sbrigheremo, ne faremo 2 o 3 di tear down e di testing di PC. Rimanete collegati, vi saluto e vi ringrazio alla prossima live. Ciao a tutti!